Fuori i secondi, L84 Torino, Feldi Eboli per cercare di agganciare almeno per una notte la Meta Catania impegnata domani pomeriggio al Polo Aluminium di Pomezia e per azzannare quelle che sono le posizioni nobili della zona playoff che ci porterà poi fino all'assegnazione dello scudetto di fine giugno dal Pala Maggiore di Leni. Ben ritrovati da Pietro Mazzara e Beppe Rozzo. Questa è l'84 Torino, Feldi Eboli, linea alla regia per il super spot e poi vi raccontiamo il big match della 26esima giornata. Tre settimane fa al Pala Prometeo Estra di Ancona ci hanno dato grande spettacolo nella semifinale 1 di Coppa Italia. È passata la Feldi Eboli dopo i tiri di rigore 9-8 con la Feldi che era scappata sul 4-1. Beppe poi l'84 passo dopo passo l'aveva ripresa fino poi all'epilogo, quello più bello, più crudele, più inatteso, strategico, ovvero i tiri di rigore. Queste sono le squadre che stanno entrando in campo, capitanate da quella arbitrale con Giulio Colombin e Luca Paverani. Insieme a loro c'è Zanfino come terzo arbitro, il quarto uomo, il crono è Gioacchino Lattanzio. Avete intravisto prima uno spoiler da parte della nostra regia con Giovanni Borrelli che aveva fretta di mandarci le formazioni. E allora vediamola, la formazione della Feldi Eboli, Beppe, perché la Feldi arriva qui al Pala Maggiore di Leni con delle assenze importanti perché mancano Caponigro e Braga, oltre ovviamente a Venanzio che si è operato al legamento crociato. Carlos Dalcine tra i pali, Calderolli e Ciavarria, Felippigno e Ghi, a disposizione Ielmi e Di Stanio, Lavrendis e Lucio, Matteus, Lemos e Giordano. Risponde l'L84 che invece ha la possibilità di fare qualche scelta in più con Caiche Rodriguez tra i pali, Maxi Rescia, Liberti, Osico e Schiocchetti, quindi parte di 4 Diego Rios, Victor Lopez, Fortini, Lugero Lopez, Cuzzolino, Giulio De Oliveira, Ezzi e Raguso, gli uomini scelti dal tecnico spagnolo. Sì, assenze per entrambe le squadre. Di certo non è una semifinale, ma l'importanza di questa partita è strategica all'interno e l'avvicinamento a questi playoff. La classifica recita 49 L84, 48 Feldi Eboli, gara in casa per L84 che si giocherà pure la gara contro la prima della classe in questo momento, Meta Catania, fra 2 settimane, quindi di fondamentale importanza per o consolidare la seconda piazza in chiave playoff o addirittura azzannare la prima, fondamentale per la corsa allo scudetto. Con il Napoli che questa sera osserva il turno di riposo, quindi sarà sicuramente sintonizzato qui con il Pala Maggiore di Leni, perché la formazione di Ciccio Angelini è quella che è anche un pochino più interessata all'interno della lotta del piazzamento finale là sopra nelle prime 4, che sappiamo avere dei vantaggi in base al posizionamento per quanto concerne gli accoppiamenti e le gare casalinghe. Napoli che è fermo a quota 45 punti per questo turno. Ovviamente ci sono anche le altre partite che si giocheranno nel corso della serata, ad esempio la Roma va in casa del Global Work Capurso, lo Sporting Sala Consilina nel uno dei tanti derby campani alla Sandro Abate a casa propria, e poi lo scontro a salvezza tra la Came Treviso e il Savia Testa Mantova. Domani chiudono il turno di campionato Fortitudo Pomezia contro la Covei Meta Catania Brico City che ha vinto mercoledì la Coppa della Divisione contro l'Active Network che dovrà ospitare a sua volta la Pirostigeno Cosenza in quella che era una partita che
2 mesi fa sembrava impossibile pronosticare per la zona salvezza e che invece adesso mette in campo 3 punti pesanti. Casa Feldi Eboli, detto di Venanzio, fuori Caponigro per un accenno di pubalgia. Non c'è il grande ex Lucas Braga, autore di un gol bellissimo in semifinale contro la L84 con quel pallonetto di esterno tacco e Mennini mi tirava i pizzicotti per dirmi guarda che è vero, che mancano, quindi rotazioni un po' più corte per Figo Antonelli, che non si piange addosso. Nel prepartita ci abbiamo scambiato 2 parole, era bello carico. Sì, anche perché Braga è veramente portale proprio come presenza di un pivot fisico, cosa che l'L84 a differenza ha ben presenti nel proprio scacchiere della giornata di oggi con Lugero Lopez, e quindi veramente importante l'assenza di Braga. Casa l'84 invece la scelta iniziale di Diego Rios è quella di partire a 4, questa è una scelta interessante, di rinunciare comunque sia a Lugero Lopez che a Giulio de Oliveira. Parte con Rescia, Osico, Liberti e Schiocchet, insomma tra l'altro 3 sono ex della Feldi Eboli, Osico, Liberti e Murilo Schiocchet. È una scelta interessante, specialmente quando in rosa hai 2 pivot di un certo tipo e dall'altro lato Antonelli deve ruotare tra Calderolli e Selusio come ultimi. Allora è tutto pronto al Pala Maggiore di Leni. A bordo campo abbiamo Luca Pellegrini, che poi sentiremo nel corso della partita per spiare quelle che sono le indicazioni dei 2 allenatori. Sarà la Feldi Eboli a muovere il primo pallone da destra verso sinistra rispetto al nostro, il vostro punto di osservazione. Buon divertimento, è iniziata L84 Feldi. Felipeño allarga subito per Calderolli, riviene a giocare corto Felipeño, deviata la sua transizione di passaggio, poi va a calciare direttamente lui verso la porta di Keike Rodriguez, una laterale battuta nel tentativo di trovare deviazioni infortunate nel traffico dell'area di rigore di Keike. Liberti si dimentica per un attimo il pallone, rimane con lui Calderolli, poi cerca l'attacco alla profondità subito dall'84 senza trovare però la giusta connessione. Riparte la Feldi con Ghi, francobollato, preso subito in consegna da Maxi Resch. Ma il Ciucchi e Ciavarria a rimettere in gioco il pallone, si fa vedere Felipeño, Calderolli, la giocata è ancora su Ciavarria, 1 contro 1 con Osico, danza sul pallone il 15, prova a saltare il capitano dell'84, poi trova la connessione con Ghi, ritorna all'indietro da Ciavarria, nuovamente a sfidare Osico, danza il 15, va da Felipeño che ha una mezza idea di calciare, poi rinviene, palla imbucata che viene intercettata però da Liberti, che prova a far correre Murilo Schiocchet che risponde subito presente. Carlos Dalcin, prima occasione per la L84, ancora il sinistro da parte di Liberti col pallone che si alza e finisce nuovamente in fallo laterale. Subito aggressiva l'L84 nella metà campo avversaria, forte sulla pressione sulla palla. Abbiamo visto in questo caso anche Osico mancare correttamente la pressione sulla palla e dover indietreggiare, ma veloce a ripartire per l'L84. Si ripartirà con il possesso per la Feldi, non è andata a buon fine la conclusione di Maxi Rescia, quadrato dalla nostra regia. Si fa sentire il pubblico del Pala Maggiore di Leni. Ed intravista poco fa l'ultima occasione in ordine temporale di questo primo scorcio di primo tempo con la conclusione di Maxi Rescia. Subito aggiustamenti da parte di entrambi gli allenatori, soprattutto Antonelli ha avuto un lungo dialogo con Ciavarria, che adesso va a disquisire con Ghi, probabilmente vogliono cercare di aprire ulteriormente la difesa della L84. Dalcin, lancio lungo, colpo di testa che finisce fuori, e allora si riparte con palla in mano al portiere, ma questa volta dell'L84, ovvero Keike Rodriguez. Questa sera è stato scelto da Diego Rios, qui alla rilancio lungo e fa l'assist vincente per il gol dell'L84 con Murilo Schiocchet. 1-0 per la formazione nero-verde. Tutto parte da una giocata preimpostata, riuscita a pressione, l'abbiamo vista prima con un'uscita nel gioco nella fase 1, in questo caso Murillo
attacca la profondità, Echevarria morbido nella marcatura e freddissimo superare Dalcini in uscita. E dunque l'ha sbloccata subito la L84 con il gol numero 8 in campionato di Murilo Schiochet, che apre così le danze del big match della 26esima giornata. Assist di Kaique Rodriguez con un lancio perfetto, e allora prova a tenere il piede sull'acceleratore dell'84, che va recuperato subito il pallone. Ancora una volta Murilo Schiochet stava attaccando la profondità. Rescia, qui Murilo prova la giocata di fino per tenere il pallone dentro il campo, non ci riesce. Felippigno ricevuto da Calderolli, quello qua Cina, torna dal Ciucchi Echevarria. Si sviluppa bene l'impostazione della Fel di Eboli. Allora primo giro giù a bordo campo da Luca Pellegrini. Luca. Buonasera a tutti, avevate visto bene dalla vostra postazione, poco prima del gol subito l'allenatore della Fel di Eboli aveva parlato con Echevarria e infatti non ha preso per niente bene la rete della L84, gesto come a dire te l'avevo appena detto. Sale Kaique con la prima situazione di incorporazione del portiere, che cerca di aprire le maglie bianche della Fel di Eboli. Non produce effetti positivi il tentativo di Maxi Rescia, e allora cercano di mettere Ghi in 1 contro 1 con Josico. Rinviene in raddoppio Maxi Rescia, che vorrebbe l'ultimo tocco a favore suo, poi contatto tra Echevarria e Giulio Colombin, e ti posso garantire che non è piccolo Colombin, Pronto Lugero Lopez, autore di una doppietta nell'ultimo turno di campionato disputato, ovvero quello dove l'L84 ha vinto 4-3 in casa della Pirossigeno Cosenza. Josico, Rescia si rifugia da Kaique Rodriguez, tiene la prima linea Felippigno, rilancio lungo di Kaique dove non ci sono però connessioni giuste con i propri compagni. Inizia il valzer dei cambi, dentro Lugero Lopez a dare riferimento là davanti. Beppe. Sì, cambia l'impostazione tattica ora nel gioco e nelle soluzioni della profondità. Ora ce l'hai acquisita, ma la sorpresa di prima di partire senza la presenza del pivot è proprio ciò che ha permesso alla difesa della Eldi di allinearsi e lasciare tutto quello spazio che Murillo è andato eccellentemente ad attaccare. Sale Carlos Dalcin, che ha recuperato da un affaticamento muscolare, c'è lui a difendere la porta della Feldi. Calderolli riallarga su Felippigno, 1 contro 1 con Josico, che sa che deve chiudergli il mancino, allora prova a premiare la sovrapposizione e non ci riesce. Josico al piccolo trotto, sta arrivando come un treno Maxi Rescia nel cono centrale, servito invece Liberti, che libera il sinistro, contratto Dalcini la fa sua. Sì, ha rallentato la transizione, ma in realtà ha aspettato i giocatori che potevano dare corsa, finalizzazione alla sua azione con un'estrema intelligenza, come sempre capitano Josico. Dentro Cuzzolino, credo Beppe che l'accoppiamento fisso sia Rescia-Ghi. Prevedo tanti minuti allora per Maxi Rescia per tenere a bada il toro Ghi. Lugero Lopez, risalito lui, prova a attivare ancora la corsa dei suoi. Cuzzolino torna a connettersi con il pivot portoghese. Fortini libera il destro, non trova lo specchio della porta perché ci ha pensato Dalcin. Fortini, autore di doppietta in semifinale di Coppa. Qua intanto palla visionaria di Cuzzolino per Lugero Lopez, ancora a tenere forte la pressione offensiva dell'84 con Fortini. Si porta a casa la rimessa al fondo la Feldi, che sta un pochino barcollando. È un po' molle la marcatura individuale e negli accoppiamenti difensivi in questo momento. Prima tra l'altro abbiamo visto un'ottima azione sviluppata con la presenza appunto del pivot dall'L84, con Fortini andare a concludere a rimorchio. Queste saranno proprio le due facce che la squadra di casa presenterà. Cuzzolino al contrasto con l'ex compagno Mateus, anche lui in gol in semifinale con un insolito gol di testa. Si ripartirà con il possesso per la Fel di Eboli, che qua ha vinto la Supercoppa del 2023 in finale proprio contro la L84. All'epoca sulle panchine c'erano Paniccia per la L84 e Samperi in casa Feldi. Lavrendi sfida Raguso, Sterza rientra, prova ad andarsene poi nello stretto Lavrendi, è rimasto francobollato a lui Mattia Raguso. Rimessa laterale in favore della Fel di Eboli.
Si muove anche un altro degli ex di serata, ovvero Lorenzo Ezzi, nella zona per destinazione. Intanto pallone per il destro sul secondo palo, a cercare proprio la connessione di testa di Lavrendi. Non trova lo specchio alla porta, ma Feldi che incomincia a reagire. Fortini da Cuzzolino, dritto per dritto da Lugero Lopez, che difende il pallone utilizzando il fisico, poi cerca di prendere ulteriormente posizione, però sbaglia l'apertura sulla corsia di sinistra. Allora si apre Dalcin per ricevere il passaggio da Lavrendi. Sale proprio Dalcin che cerca poi la palla nell'angolo. Situazione molto cercata in questa fase. E Ciavarria 1 contro 1, prova ad andarsene il 15 fino in fondo, viene fermato, poi cerca forse una giocata di troppo Raguso, ma alla fine ha ragione lui. Ha provato un tunnel di suola un po' complicato in quella zona, ma ha avuto ragione portandosi a casa la laterale. Bravo Raguso, è la seconda, prima anche con Lavrendi, stoppata sul nascere l'azione, in questo caso gli lasciasi lo spazio ma poi chiude la soluzione dentro la porta. Quindi bravo Dalcin a intercettare il rilancio di Kaique Rodriguez, pressione di Cuzzolino su Echevarria, l'ultimo tocco è di Leandro Cuzzolino, con Echevarria che va a prendere fiato lasciando il posto a Ghi. Cambia nuovamente la conformazione tattica della Feldi Eboli, ovviamente con l'ingresso in campo del Toro, pivot di riferimento puro. Non riesce a sviluppare bene Selusio questa trama offensiva e allora la L84 può ripartire con la rimessa laterale. Kaique nuovamente invitato a gestire il pallone. Cuzzolino non può tornare dal suo portiere, gli porta a blocco Ezzi, cerca nuovamente un tracciante a premiare la corsa di Raguso, impreciso. Non voglio essere tacciato di scomunica, però Leandro Cuzzolino qui gliel'ha dato un pelo troppo forte. Comunque abbiamo visto 5 minuti, Pietro, di grande intensità e non a caso due squadre che hanno portieri che sanno cavarsela molto bene con i piedi. La soluzione dell'incorporazione del portiere, ma soprattutto per l'uscita dalla pressione, è quella che abbiamo più visto negli ultimi 2 minuti, proprio per allentare la difesa e la pressione difensiva ambo le parti. Lavrendi ha provato ad attivarsi, poi non ha trovato il tempo giusto del passaggio. Lui che all'andata aveva segnato il gol del pareggio, l'aveva sbloccata Osico al Palasele. Selusio allarga il gioco su Mateus. Ghi si mette di spalle per andare poi in arretramento offensivo, usa le mani legalmente Raguso per prendere distanza e tenere fermo il Toro. Poi taglio bello di Mateus per Lavrendi, anche in questo caso dosato male il passaggio da parte del laterale della Feldi, non poteva chiudere il secondo palo Lavrendi su una palla molto complicata. Dosato male sì, ma era una buona soluzione, anche perché Lavrendi si è ritrovato senza marcatura per un errore di comunicazione sul cambio di marcatura col blocco. Tamponamento da parte di Ghi ai danni di Leandro Cuzzolino, che rimane giù. Fischiato fallo Giulio Colombin a 13:49, gesti non incoraggianti da parte di Cuzzo, che ha fatto proprio il gesto di essersi fatto male, però sta riguadagnando la posizione verticale, poi va a discutere anche un po' con Ghi. Sì, perché l'intervento è arrivato un po' più tardi che la palla era già partita, quindi Cuzzolino probabilmente lamentava un cartellino giallo anche nei confronti dell'arbitro. Il fallo c'è, indiscutibile. Rescia prova a far correre Murilo Schiocchet, che fa una cosa a metà tra voler controllare il pallone e appoggiarlo verso la porta e Dalcin. Fatto sta che il possesso sarà nuovamente della Feldi Eboli, che comunque in stagione ha messo un trofeo in bacheca, la Supercoppa italiana, vinta ai tiri di rigore contro la Meta Catania alla vigilia dell'Epifania al Palasele di Eboli. Che bella azione difensiva qua dell'L84. Abbiamo visto nel giro di 5 secondi 2 cambi di marcatura in prima linea da parte di Murillo. La pressione è rimasta nei 6 metri di palleggio dell'L84, che si è rifugiata fuori. Osico accomoda il pallone a Kaique Rodriguez, che sale nella metà campo della Feldi,
vuole stanare la squadra di Figo Antonelli, la L84 con l'inserimento del portiere, poi cerca la giocata perimetrale tra Schiocchet e Maxi Rescia. La rimessa laterale ancora in favore della L84. Cosico si mette in ritmo, il numero 10 spara con il destro, non trova la porta perché c'è Carlos Dalcini che ha inglobato il pallone. Sì, bravo, un po' fortunato anche perché c'era tanto traffico davanti a lui, molto tecnico, andare giù velocemente in spaccata, gli rimane lì vicino alla mano, quindi sì, un pizzico di bravura, un pizzico di fortuna, quello che serve in questo sport. Osico si mette in mezzo, Schiocchet, Rescia con la giocata a muretto su Kaique Rodriguez che si libera del pallone nella propria metà campo. Alza la pressione la Feldi, prova a bypassarla dell'84 con questo interscambio dei laterali con Cosico che era venuto da una parte all'altra, poi prova a sgasare Rescia, non ci riesce e allora riparte la Feldi che prova a cercare Ghi. Kaique Rodriguez evita anche la pressione di Ghi in bello stile. Allora Murilo Schiocchet vuole correre per andare poi da Maxi Rescia, invece c'è Cosico, solita postura del corpo per il capitano dell'84 che poi libera il sinistro, vicinissima al raddoppio la formazione di casa. L'ha ingaggiata molto bene, finta contro finta, tiro radente non tanto forte ma quel che basta per mettere sempre in difficoltà il portiere, che è in una via di mezzo tra andare coi piedi o velocizzare, andare col tuffo, molto angolata, in questo caso sfortunato. L'84 che ha preso in mano il bandolo della matassa, non solo dopo il gol, già creato almeno altre 2 occasioni potenziali e sta tenendo lì la Feldi Eboli. Qui rivediamo tutto. Forse l'ha toccata Dalcini, Eh sì. Sì. E se ti ritorna vuol dire che è determinante, quindi abbiamo dettato con sfortuna Esico, ma rivedendo il replay è una gran parata di Dalcini, sicuramente. Pallone imbucato dentro l'area di rigore, cercato l'entrata immediata dell'84, ancora a tenere forte il piede sull'acceleratore, poi addirittura scelgono di andare da Kaique Rodriguez che risale nella metà campo offensiva. Schermata ogni giocata interna, allora cerca di riallargarsi, rimane ferma la Feldi perché insomma quando fai tanto il gioco col portiere sai anche cosa vuole cercare l'altra squadra che lo fa. Qui sono rimasti proprio a blocco basso quelli della Feldi per non dare proprio libertà di passaggio a Kaique Rodriguez. Sì, perché l'obiettivo in questo caso eclatante di Kaique era attirare la pressione di un giocatore difendente per creare la superiorità poi con i movimenti dei compagni. Un controllo sbagliato gli ha permesso di velocizzare una giocata affrettata ed errata. Ha provato Osico a far correre Liberti, non ci è riuscito e allora si riparte con il time out però chiamato dalla Feldi Eboli. Vuole parlarci su Figo Antonelli che sicuramente secondo me non è soddisfatto di questi primi 9 minuti e 4 secondi. Ce lo andiamo a sentire. Ok? Perché abbiamo fatto cagare, perché non corriamo in avanti, quello che ti ho detto. Situazione qua dobbiamo correre in avanti, 6 laterali, non corriamo in avanti, non ci avviciniamo neanche alla porta, non dico neanche di cercare, no, neanche avvicinarsi alla porta, quindi iniziamo a correre in avanti, perché stiamo camminando, ok? Quindi va bene, stanchezza, tutto, ma no, non sono sufficiente, dobbiamo andare un po' di più quando abbiamo la palla, ok? Quindi su queste situazioni, che controllo qua, taglio senza palla e dobbiamo giocare questa palla, dobbiamo cambiare direzione qua, o parallela o palla alta, ma dobbiamo andare, dobbiamo spingere, ok? Perché non siamo arrivati in porta, va bene? Adesso uscita con Carlo, ok? Quindi giochiamo, se c'è il 2 contro 1, uno al calcio d'angolo, questo qua correte e corriamo e lasciamo il 2 contro 1 con questo, ma cerchiamo di spingere un po' davanti, dai, positivi, dai!
con francesismi. Il mister Antonelli sicuramente esprime la sua insoddisfazione, ma soprattutto richiama la propria squadra nella fase di possesso, nella ricerca della verticalità, quel senso di correre in avanti, quel senso di quando hanno la palla nel doverla, volerla aspettare nei piedi. Questo è quello che un po' è successo, è quello che rende scontento il mister della Feldieboli, e chiede più lanci lunghi, più parallele, quindi tutte quelle azioni che verticalizzano il gioco e possono far ottenere azioni d'attacco o palle inattive. Risale Calderolli, la solita sterzata classica di Cina Calderolli, che prova a prendere spazio e ampiezza. Gli ferma l'azione Giulio De Oliveira, si accontenta dalla rimessa laterale Calderolli. E allora andiamo a bordo campo a Luca Pellegrini, che ha spiato il time out di Diego Rios. Sì, indicazioni più che altro per la fase di possesso e per la costruzione, a testimonianza del fatto che la L84 per ora non sta soffrendo, vuole qualcosa di più dal movimento dei laterali e più imbucate. Attenzione, qui aveva caricato bene il lato invece la Feldi con Matteus, che si impegna nel sporcare questo possesso dell'84, ma deve dare il calcio d'angolo. Sì, qua la costruisce bene la Feldi, forse è la prima occasione in cui, incorporando dal CIN, riescono a creare una situazione d'attacco molto veloci nel ripartire l'L84 e ottenere delle situazioni di palla inattiva in una zona molto molto pericolosa. Vediamo come muove questa palla da fermo la L84 in maniera non fruttifera, ma prende qualche metro per battere una nuova rimessa. La squadra di Torino con il sinistro da parte di Liberti, forte ma non trova i pali. Sì, prima Ma c'è la deviazione, mi sa? sì. Sì, allora sarà angolo. Sentivamo l'intervento di Luca che diceva che Diego Rios anche lui voleva sistemare la situazione di possesso a livello di... Tanto Raguso con la botta al volo. Sì, a livello difensivo l'L84 non ha subito molto, ma forse è tanto merito anche di quanto ha fatto correre nella fase di possesso la Feldieboli, anche perché è quella che ha presentato più variabilità nel gioco, sia col portiere, sia a 4, sia col pivot, e quindi entrambe le squadre il fulcro e la qualità la mettono soprattutto in fase di possesso in questo momento. Riparte dal basso la Feldi, coinvolgendo Dalcin. Era scappato per un momento Calderoli, poi Dalcin lungo dentro l'area di rigore. Caiche riesce ad agguantare il pallone prima che ci potesse arrivare Matteus. Raguso tiene in campo lo strumento del gioco, poi Liberti ad appoggiarsi da Giulio De Oliveira, che pulisce il pallone. Cercato nuovamente Liberti da parte di Giuliano Fortini. Sbaglia però la misura del passaggio, il laterale con la maglia numero 7. E Antonelli che continua ad ampi gesti a dire ad Dalcin di allargarsi, perché serve creare ampiezza per uscire da questa pressione per ora forte, anche forsennata, sì, da parte della L84. In questo caso è in questo caso dall'inizio della partita, che è una pressione forsennata. Fallo per per la Feldi, sì. Con Ciavarria che è stato tamponato da Fortini. Allora Dalcin prova ad aprire con l'esterno, poi perde il pallone. Attenzione che la porta è vuota. Liberti riallargato il gioco, il destro, pallone che non arriva al bersaglio grosso. Lamentano un fallo di mano. Lamentano un fallo di mano, sì, quelli dell'L84. Rivediamo tutto. Qui Ciavarria con il salvataggio. Sì, sulla scivolata del tiro di Raguso. Probabilmente, se c'è il tocco di mano, sembra essere fuori area, quindi non un calcio di rigore, ma ad ogni modo se c'è il tocco di mano è un cartellino rosso. La porta non è presidiata dal portiere in quel momento. Tanto il destro al volo di De Oliveira che non trova il corridoio giusto. Allora Dalcin a rimettere in gioco il pallone. Risale la Feldi con la connessione cercata con Lavrendi da parte di Selusio. L'ultimo tocco è di un giocatore dell'84. Rimessa laterale in fase offensiva per la Feldieboli.
Tanto c'è il richiamo in panchina da parte di Colombin a Cuzzolino, mentre Diego Rios approfitta di questa mini sosta per sistemare le spaziature dei suoi. Pallone che viene imbucato da Selusio verso il secondo palo. C'è deviazione, sarà ancora possesso per la Feldi. Adesso sta mettendo Lavrendi come riferimento offensivo, sta provando a rimischiare un pochino le carte Figo Antonelli, che senza Braga e Caponigro perde due opzioni, due rotazioni molto importanti, soprattutto là davanti. E Ciavarria, Lavrendi ha provato il numero su Raguso, che è rimasto attaccato a lui, gli ha messo il pallone in fallo laterale. Dalcin ha ricevuto nuovamente da Ciavarria, sbaglia qui l'impostazione il capitano della Feldi. Prima parlavamo appunto della pressione dell'L84 e Antonelli che cerca l'ampiezza di Dalcin proprio per uscire dalla pressione, ma l'intensità, la chiusura delle linee di passaggio non permettono alla Feldi Eboli di far avanzare il proprio portiere per andare a creare una situazione di superiorità o offensiva, che è probabilmente proprio ciò che ha preparato Diego Rios. Dalcin al rilancio lungo, Raguso prende l'ascensore, trova il piano giusto per mettere il pallone però in fallo laterale. 8:42 al termine del primo tempo, i primi 10 minuti sono praticamente volati, adesso il ritmo sta un attimino calando perché le squadre stanno andando a una velocità troppo forte. Qui la giocata in angolo che non passa, però prova a riattivarsi la L84 con Gio de Oliveira che lotta anche da terra. Cuzzolino lascia il possesso a Kike Rodriguez. Josico in parallela da Cuzzolino, ritorna da Osico che misura male il passaggio nei confronti di Mattia Raguso, che stava facendo un'altra tipologia di movimento. Allora possesso Feldi, torna in campo Lugero Lopez in casa dell'84, così come dall'altro lato è tornato Ghi. Prova a sgasare adesso qui la Feldi, fermata dall'intervento legale di Maxi Rescia, che ha accompagnato la porta Lavrendi. Lavrendi raccoglie lui il pallone nel cerchio di centrocampo, primo uomo in pressione Lugero Lopez, che rimane con lui, gli sporca la giocata e si porta a casa una rimessa laterale. Interessante anche questa fase applicativa nella fase di non possesso da parte di Lugero Lopez, che ha fatto benissimo lo scorso anno alla Fortitudo Pomezia, poi nel corso del mercato di gennaio è arrivato alla L84, ha dovuto smaltire un po' di problemi fisici, ma adesso è totalmente a disposizione di Diego Rios, che questa sera deve fare a meno di Tuli con un importante problema muscolare, da capire se riuscirà a recuperare per venerdì prossimo. Qui intanto prova il break Calderolli, che vorrebbe una spinta illegale da parte di Maxi Rescia, non era avvisata da parte del secondo arbitro. E torniamo a bordo campo da Luca Pellegrini. Luca, per due dialoghi interessanti. Il primo, quando Cuzzolino aveva protestato per il fallo di mano, a testimonianza di quanto contino i giocatori di personalità in certe partite, aveva provato a condizionare gli arbitri, si è alzato dalla panchina dall'altra parte Calderolli, ha detto guardate che Cuzzolino ha appena iniziato, e poi indicazioni di Antonelli a Ghi, vuole che stia più stretto perché ha paura delle imbucate. Un po' di strategia comunicativa. Beh, è psicologica. Esatto. Selusio prova a saltare Josico, che gli stappa però la bottiglia in faccia ed evita che Selusio possa andare avanti. Allora Lugero Lopez, uscita un po' male qui dell'84, brava la Feldi a rialzarsi nelle posizioni giuste per cercare di cambiare anche un po' quello che è stato fino ad ora il canovaccio della partita. Beppe Feldi, che ribadisco ha due rotazioni in meno molto pesanti, ormai Venanzio stagione finita. Ghi prova a far passare il pallone in un corridoio molto complicato. Sì, l'84 evidentemente vuole farle valere quelle due rotazioni invece in più, perché la fase difensiva nella metacampo avversaria è veramente elevata. Non per questo la Feldi Eboli ha rinunciato a pressare forte. Attenzione all'1 contro 1 con la chiusura da parte di Rescia dopo l'intervento in scivolata di Josico. È entrato Thiago Lemos in casa Feldi, pallone giocato fuori. Calderolli
tutto solo, si era coordinato molto bene, non trova i pali di Kaique Rodriguez, ma questa è la prima citofonata vera della Feldieboli. Sì, perché se non le soluzioni non riescono a venire con palla manovrata, nel futsal arrivano con palle riconquistate o soprattutto con le palle inattive. Di situazioni la Feldieboli ne ha già trovate, ne ha avute parecchie, questa è la prima che ci si è avvicinata alla soluzione in porta. Tutto fermo, questa bordata di Cuzzolino sarebbe stata completamente invalidata da parte degli arbitri, con Paverani che stava indicando a Osico il punto esatto in cui sarebbe dovuto abbattere la rimessa laterale. Va Osico, mentre il pallone dentro l'area di rigore allontanato dalla Feldi. Torna a macinare l'L84 e a fare collezione di palle inattive. Se ne incarica nuovamente Osico. Rescia con il primo taglio, si allarga Lugero Lopez. Servito, va con la conclusione mancina. Sarà ancora la squadra di Diego Rios a tenere il possesso del pallone. Feldi che sta raggruppando tanto. Cuzzolino va da Maxi Rescia, scavatina per Lugero Lopez che cerca di trovare spazio per liberare il sinistro, accompagnato verso l'uscita il pivot dell'84 Cuzzolino, palla sotto la suola, nuovamente a cercare Lugero Lopez, gli va in sovrapposizione, calcia Lugero Lopez, non trova i pali di Carlos Dalcin perché c'è stata anche una deviazione, sarà nuovamente angolo per l'84. Nel giro di pochi secondi due situazioni d'attacco uguali, Lugero che difende palla alla spalla alla porta, in una per mantenere tanto conclusione che arriva in porta da parte di Leandro Cuzzolino. 2-0. Lo dicevamo prima, dall'altra parte le palle inattive, in questo momento c'era meno costruzione di gioco, ambo le parti, calcio d'angolo, palla ferma, non uno schema eccezionale ma la palla nei piedi del giocatore giusto, Cuzzolino forse un po' impreciso, Dalcin che tende a guadagnare qualche metro ma gli passa sotto il tallone e si infila alle spalle alle proprie spalle. Tra l'altro battuto rapidamente questo angolo da parte dell'84 che ha sfruttato il malposizionamento dei giocatori della Feldieboli, perché un tiratore come Leandro Cuzzolino così da lì difficilmente, se la fase difensiva viene organizzata bene, viene lasciato libero di calciare, e invece Leandro Cuzzolino questa volta tutto solo, da lì per lui è misura per battere verso la porta. Sì, non penso felicissimo Antonelli, anche perché disorganizzata la difesa della Feldi, ma non era una battuta veloce, c'era il tempo di riposizionarsi e sai che lì c'è Cuzzolino, lasciato con troppo spazio. Gol numero 12 in campionato per Leandro Cuzzolino, a -2 da Osico che è il capocannoniere per ora in campionato della L84 con 14 gol. Ma sai Pietro che conquistarsi quel corner è derivato proprio dalla scelta di Cuzzolino nel dettare il movimento al proprio pivot. Qui intanto arriva il gol del 3-0 da parte di Maxi Rescia, è andata al tappeto la Feldieboli, stordita da questo 1-2 in salsa argentina. Stavo iniziando a tessere le lodi di Cuzzolino che ha deciso in questo momento di mettere la freccia alla partita e qua confeziona una palla sulla corsa di Maxi Rescia. Attenzione come la finalizza di prima in corsa, l'incrocio dei pali in condizione di equilibrio precario, ma la palla di Cuzzolino è visionaria. Il gol precedente, la lettura per conquistarsi quel corner sul tiro di Lugero, l'assist in questo momento, Cuzzolino in questo momento ha dato veramente una scossa alla partita importante. Nono gol in campionato per Maxi Rescia che dunque si avvicina alla doppia cifra. È l'84 che dà la prima spallata importante alla partita. Calderolli all'indietro per Carlos Dalcin che risale nella metà campo, poi calcia verso la porta di Kaique Rodriguez, non trova i pali del compagno di reparto, diciamo il collega di reparto Kaique Rodriguez. E allora è l'84 che vuole andare sulle ali dell'entusiasmo, però si deve ricordare che il campo è quello delimitato dalle righe nere.
Osico non è riuscito a tenere in campo il pallone, va direttamente al cambio dopo questa azione, ridando spazio a Giuliano Fortini. Intanto Dalcin cerca una palla a metà tra due compagni. Sì, perché il salto difensivo sul portiere sistematico, come dicevo prima, è difficile. Abbiamo visto poche volte Dalcin veramente arrivare nella metà campo avversaria, perché non si vuole farlo alzare per creare una situazione d'attacco con lui incorporato. Schiocchetto ha cercato questa apertura panoramica sul terzo corridoio per un compagno che però è rimasto fermo sui blocchi. E allora Carlos Dalcin per andare dritto per dritto. Ancora però l'L84 che arriva in una maniera ferocissima su ogni seconda palla. Cercata ancora questa giocata a 3 per la corsa, questa volta di Murilo Schiocchet. Feldi che mi sembra un pochino in debito d'ossigeno, Beppe. Sì, anche perché l'L84 si sta giocando tante armi diverse, come in questo momento l'assenza del pivot, tanta corsa, tanta intensità difensiva, tanta ricerca della profondità. 3-0 in questo momento. Più che altro la cosa che può mettere in ginocchio una squadra può essere anche il fatto che oltre ad averne subite 3 non si è ancora riuscito ad andare a concludere. Attenzione che ci sono problemi per Echevarria, se non ho visto male. Sì. Chiamato l'intervento dello staff medico della Feldi Eboli, ovviamente con le rotazioni contate. L'auspicio in casa ebolitana è che sia soltanto un colpo momentaneo. Quadrato un pensieroso Figo Antonelli che dovrà cercare di trovare qualcosa all'interno del proprio bagaglio tecnico e esperienza per provare a cambiare le sorti di una partita che con i gol di Cuzzolino e Rescia si è un po' incanalata in questo momento sui binari dell'L84, che va detto comunque ha una rosa, forse la rosa più ampia di tutta la Serie A, che al netto comunque dell'infortunio di Tuli e delle condizioni non perfette di Salas manda in tribuna Gattarelli, Lucas Siqueira, cioè comunque ha investito tanto, una rosa molto ampia e la sta facendo valere e tutto adesso in questo momento la sta facendo assolutamente valere in quello che può essere e sarà il momento decisivo per la corsa playoff e poi per i turni che ci porteranno fino all'assegnazione dello scudetto della Serie A Quinto 2025-2026. Dalcin prova ad alimentare l'azione di Giancarlo Selusio, 1 contro 1 del 77, che ha spesso timbrato il cartellino in carriera nelle sfide qui a Torino contro la L84. Per ora però sta gestendo la propria posizione da ultimo. Quanto pesa e quanto sarà pesante l'assenza di Venanzio per la Feldi Eboli, giocatore unico. Qui prova Calderalli che lamenta un tocco di mano di Raguso che non viene ravvisato, e allora è partita la L84 con Liberti, pallone lì, ha calato il poker, la formazione di Diego Rios, Giuliano Fortini, 4-0. Tanta qualità in questa situazione, uscire da una situazione di pressione, arrivare nella metà campo avversaria, finalizzarla con grande velocità, con 3 interpreti, attaccare la palla, la seconda palla dentro all'area di rigore, sfoderare un tiro al volo ben coordinato di parte di Fortini. 4-0 il primo tempo, può veramente incidere sulla testa da Feldi Eboli in maniera pesantissima. Io credo che Figo Antonelli voglia che questi 3 minuti e 53 passino il più rapidamente possibile, anche se in questo momento è modalità sfinge l'allenatore argentino della Feldi Eboli. L'84 sostanzialmente perfetta fino a questo momento in tutti gli ambiti. Feldi tramortito. Sì, Pietro, c'è anche da dire che conoscendo questo sport e conoscendo la qualità e l'esperienza dei giocatori della Feldi non la daremo mai per morta, no, perché basta un niente, una palla inattiva, un tiro, una deviazione, qualsiasi cosa per riaccendere questa partita. L'abbiamo visto anche in Coppa Italia, come le sfide tra queste due squadre siano sempre comunque ricche di grandi emozioni. Cercato Felippigno col pallone picchiato dentro l'area di rigore, Kaique Rodriguez a dire di no.
prima fiamma, primo tiro in porta, prima parata di Kayke Rodriguez, e lo dice tanto. Attenzione, qui il campo però era finito, ha fatto una grande giocata Ragusa. Anche questo dato descrive tanto la partita giocata fino a questo momento, però ripeto, basta niente, basta una situazione, basta una palla inattiva, una deviazione per riaccendere tutto. Dalcin allarga il gioco su Filippino, che prova a rientrare sul sinistro, poi sceglie di andare sul destro, pallone che finisce dentro, sì. E dunque il gol del 4-1 da parte della Fel di Eboli. Eccolo qua l'episodio da parte della squadra ebolitana che trova l'autogol, e dunque eccolo qui il -3. Esatto, 1 contro 1, isolamento, giocatore appostato di Selusio in questo caso sul secondo palo, tra l'altro colpendola di coscia, niente di particolarmente volontario che può riaccendere questa partita. 4-1, tutto aperto. E dunque Selusio conferma la tradizione del gol a Torino, gol numero 8 in campionato per Giancarlo Selusio. Feldi che dunque risale un gradino nel parziale, e chissà che non possa essere questo l'episodio del quale parlavi tu, Beppe, in casa ebolitana, per cercare comunque di ravvivarsi con tanto Dalcin che dice di no. Ancora una volta prova a ripartire Ghi, 1 contro 1 ma isolato, a solo maglie, spessa il raddoppio. Ghi, attenzione, il pallone che resta lì, Ghi ha battuto ancora, e poi Kayke Rodriguez a prendersi il 5 del numero 10 della Feldi, che ha provato a caricare a testa bassa. Qua bravo Ghi con un'azione individuale, bravo Kayke a farsi trovare pronto in questa situazione. È tanto psicologico questo momento. Ghi con il movimento a mezzaluna e chiama il time out. Ha capito che c'è puzza di bruciato Diego Rios e interrompe il momento della Fel di Eboli con il time out, che ci andiamo a sentire tra poco sulla panchina dell'L84. Banda, ¿me habéis entendido? Y son dos acciones que no tenemos bien con la espalda. No pasa nada. No queremos ahora en precipitación. Nosotros queremos que fuera al mismo nivel, sí. Pero si tengo esa opción de contraataque, la finalizo. Si no me salgo, y 4 para 4. ¿Me habéis entendido? Que no haya contra de contra. Es darle velocidad cuando me interesa a mí solamente. Corners, solo línea de corner. Y bandas, acciones con seguridad. 1-3, 1-10. Acuerdos, ¿me entendéis? Para estrategia. La 1 de córner está chutando solo detrás. Una y línea. Y mantener el mismo nivel de duelos y de mentalidad. Venga, siguiente. Vamos. Guarda Pietro, di questo time out ti prendo più la gestualità e l'impatto psicologico della chiamata innanzitutto e della comunicazione. Guarda faccia a faccia i propri uomini, li mette a riposare, li mette nelle condizioni di riflettere con il tono giusto nel richiamare l'attenzione difensiva, nella marcatura individuale, come nella situazione in cui si è perso Selusio nel gol del 4-1 della Feldi, anche perché la Feldi dopo il gol ha concentrato tutti i tiri del primo tempo che ha effettuato nel giro di un minuto. Ha battuto Giulio De Oliveira da Selusio, sarà calcio di punizione per la Fel di Eboli, solo il secondo fallo. Infatti il primo tempo è scivolato via anche abbastanza rapido, perché sono solo 3 le interruzioni fischiate dagli arbitri che hanno lasciato correre tanto, e ci è piaciuto questo. Sì. Anche la partita forse non è stata cattiva, quindi no, ma nell'84 sicuramente ne recrimina una importante. Qui ha provato il tacco Giulio De Oliveira, un tentativo di gol che avrebbe fatto venire giù praticamente il palazzetto. Dalcin, rilancio nella terra complicata, riparte la Feldi con la laterale, si torna da Carlos Dalcin, sale, riallarga il gioco, prova a caricare la banda di destra la squadra ebolitana, e poi arriva il cartellino giallo ai danni di Mateus, secondo Paverani, e allora terzo fallo caricato sul taccuino della Fel di Eboli e prima ammonizione della partita per Mateus. Kayke, uno sguardo, poi arriva al limite dei 4 secondi,
liberandosi il pallone, affidandolo a Cuzzolino. Osico con la solita andatura, Maxi Rescia, pallone aveva oltrepassato la linea laterale, rimessa Feldieboli. E riparte anche il ritmo dei tamburi da parte dei tifosi presenti alla pala maggiore di Leni. Dalcin in buca verso Ghi, poi ci prova Cuzzolino direttamente dalla porta, dalla propria area di rigore. Dalcin dentro l'arco della propria area, ha fatto una paratona Carlos Dalcin e ha calcolato al millimetro il posizionamento. Non è facile ecco, forse per noi non è facile capirlo nemmeno per noi, figurati per gli arbitri se era dentro o fuori dall'area questo intervento di Dalcin. Però è tutto frutto di come lo sta interpretando la difesa dell'L84 quando Dalcin si alza. Lo aspettano in questo momento, lo stanno aspettando per farlo alzare fino alla linea della metacampo, lo pressano forte mettendoli fronte a una scelta forse leggermente fuori. Ha rischiato. Vediamo ancora. Vediamo un po'. Molto dubbio. Le immagini sono queste. Più fuori che dentro. Valutate voi. Però il dubbio rimane. 1:14. Dalcin il rilancio lungo. Prova a uscire in un fazzoletto Felipigno che riesce a tenere il possesso, gliela portano via allora Giulio De Oliveira a guidare la transizione, libera il sinistro, ancora presente Dalcin sul tentativo mancino di Giulio De Oliveira. Poi qui la conclusione dell'ex Cositi Genzano. Angolo. La giocata addirittura su Kaique Rodriguez. Siamo entrati dentro l'ultimo minuto del primo tempo. Cuzzolino prova a tagliare nuovamente il campo prendendo squadra e matita, diagonale disegnata, ha scarabocchiato qualcosina. Chiamato qualcosa all'arbitro? Sì. Stiamo cercando di capire. Magari Luca Pellegrini ha capito cosa sta succedendo a bordo campo, perché sinceramente non stiamo capendo. Intanto il gioco è ripreso, ce lo dice tra poco. Scopre qualcosa Luca. Intanto Cosicco, deviazione, angolo. 43 secondi al termine del primo tempo. 4-1 per l'L84. Cercato Maxi Rescia che ha liberato il destro, impreciso. Mateus si gira stretto, prova poi a trovare un compagno sul secondo palo. È una palla molto complicata da disegnare questa, però la Feldi può godere di un angolo. Calderolli la picchia dentro e si divora il possibile gol del 4-2 Felipigno, che non è arrivato a mettere il pallone alle spalle di Kaique Rodriguez dopo una grande nanna da parte della fase difensiva dell'L84. È entrato coi tempi giusti, Calderolli gli ha messo una palla col contagiri, forse anche lui inaspettato dalla palla che è passata, ha lasciato lì una grande occasione. Kaique, uno sguardo anche al cronometro. Osico, banda a banda per Maxi Rescia che vuole spezzare il raddoppio, poi gioco da terra, il pallone che arriva in possesso di Dalcin che vuole andare per la porta. Manca praticamente un secondo e allora su questo rilancio da parte di Kaique Rodriguez, che metterà in gioco il pallone, finirà il primo tempo sul parziale di L84 4 Feldieboli 1, un primo tempo
molto importante da parte della L84 che è scappata sul 4-0. Il gol di Selusio ha tenuto la Feldi attaccata al primo tempo, almeno nel parziale. Sì, perché può succedere qualsiasi cosa nel secondo tempo. Questa pausa sicuramente aiuterà Antonelli a chiarire la situazione, ma soprattutto nel gioco quanto nel morale, perché questo momento più che mai la Feldi deve reagire sul piano mentale, morale. Ci troviamo nell'intervallo per rivedere gli highlights e tutte le azioni salienti del primo tempo. L84 Torino 4, Feldi Eboli 1. La linea alla pubblicità. Ben ritrovati dal Palamaggiore di Leni, siamo nell'intervallo di L84 Torino, Feldi Eboli, parziale di 4-1. Caro Beppe Dozio, un primo tempo in cui la L84 ha tolto, ha praticamente succhiato via l'anima alla Feldi Eboli dal punto di vista tecnico-tattico, non per la reazione che poi c'è stata anche con il gol del 4-1 di Selusio, che tra poco andremo a rivedere. Intanto partono gli highlights del primo tempo. Noi parlavamo adesso nell'intervallo anche con Luca Pellegrini a microfoni spenti della reazione di questo signore qua, di Figo Antonelli, che anche il gol è rimasto impassibile. Cosa succede là dentro? Beh, c'è sicuramente delusione e la volontà da parte di un allenatore di non incidere a livello di nervosismo nella testa dei propri giocatori, perché è già difficile essere sotto. Tra l'altro su quel gol di Murillo Schiocchet
che lui stesso aveva chiamato a Echevarria la situazione. Bravissimo Kaique Rodriguez, gli ha messo un pallone perfetto con il rilancio, un po' molle lì, disattenta alla fase difensiva della Feldi, che si è fatto tagliare Sì, in due. in realtà un po' in tutte le situazioni. Vediamo il gol adesso di Cuzzolino, ma subito adesso il gol che vedremo di Maxi Rescia, dove le marcature sull'unico passaggio che compone l'azione, perché qua parliamo di un passaggio, un tiro, non c'è minimamente la marcatura, o comunque lenta nei pressi dell'avversario. Vedi qua Mateus perde completamente di vista Maxi Rescia alle proprie spalle, non riesce mai a orientarsi in maniera tale da essere efficace nella sua azione difensiva. Quindi ritorniamo ad Antonelli. Nella testa di un allenatore in questo momento c'è sicuramente delusione, nervosismo. Questa è l'occasione per trasferire l'energia che può servire per il secondo tempo dei campani. Tra l'altro l'assenza doppia a livello di pivot di Braga e di Caponigro. Questo intanto è il gol del 4-0 di Giuliano Fortini. In casa Feldi Eboli nel primo tempo si è sentita tanto, anche perché Braga e Caponigro ti danno la possibilità di tenere alta la prima linea, di tenere alta comunque non solo in fase di occupazione campo, ma anche proprio in fase di pressione. E qui Lavren di Ghi sta cercando di Echevarria, ogni tanto sta cercando di mischiare un pochino le carte, però il problema è che le rotazioni sono corte e nell'84 praticamente, se non ho fatto male i conti, li ha messi dentro tutti i giocatori di movimento. Tutti, sono entrati tutti, ma già dopo i primi 6 minuti effettivi di gara erano entrati tutti, quindi sta facendo valere l'ampiezza della rosa di cui discutevamo prima, e l'obiettivo è proprio quello di soffocare il possesso della Feldi in maniera tale che siano loro a correre, perdere palloni, quindi impiegare più energie tenendo la palla nel minor tempo possibile, e di contro, quando si ha la palla nei piedi, intelligenti, bravi, ordinati, ma soprattutto variabili. Quello che abbiamo visto dell'84 nel primo tempo è la variabilità nel gioco in virtù degli interpreti della situazione di partita. Però io ti dico una cosa, io conosco l'ambiente Feldi Eboli molto bene. Guai a dare per spacciate le volpi nonostante un primo tempo del genere. Linea alla regia per il secondo blocco pubblicitario e poi vi raccontiamo il secondo tempo di L84 Torino, Feldi Eboli.
squadre ancora negli spogliatoi con un po' di animazione sul parquet, anzi no, stanno uscendo adesso, almeno la Fel di Eboli sta uscendo adesso, continua la fase di animazione qui alla Pala Maggiore di Leini. Allora Beppe, la Feldi, io non sono un grande fan dell'aspetto psicologico, esco prima, esco dopo, il segnale psicologico che vuoi dare agli avversari, no, non sono discorsi che mi piacciono più di tanto, però che intervallo può essere stato nello spogliatoio della Feldi? Allora, considerando Antonelli che è stato ammutolito soprattutto negli ultimi minuti, una scossa sicuramente può essere arrivata sul piano comunicativo, conoscendo gli interpreti. Qualcosa a livello tattico dovrà cambiare, anche perché prima a microfoni spenti parlavamo dell'assenza di Braga e di Caponigro, potevano sicuramente dettare un po' più di profondità a questa squadra che è mancata nel primo tempo. Quindi ci sarà da capire anche magari la carta del portiere in movimento, quando e se vorrà essere impiegata, in quale momento della partita. Quindi secondo me una reazione sul piano emotivo è la chiave. Vado controcorrente alla tua prefazione. Però conta molto nel nostro sport, lo dicevamo prima, basta un gol. Il gol del 4-1 ha riacceso quell'entusiasmo nei piedi della Fel di Eboli che non è arrivata per tutto il primo tempo, o semplicemente arrivare alla conclusione in porta. Colloqui individuali lunghi di Figo Antonelli, in particolar modo con Ghi e anche con Fabrizio Calderolli, che partono in quintetto. Insieme a loro c'è Felippigno e Selusio con Dalcin in porta. Tra poco invece avremo qualcuno dell'L84 al microfono di Luca Pellegrini per la Flash. L'84 che tarda ancora a uscire dagli spogliatoi, si muovono quelli della Feldi. Noi Beppe diamo anche uno sguardo a quelli che sono gli altri risultati per ora che stanno maturando sugli altri campi, perché la Camera Treviso sta vincendo 3-1 contro il Mantova, la Roma sta vincendo 2-0 sul campo della Global Work Capurso, lo Sporting Sala Consilina è in vantaggio 1-0 contro il Sandro Abate. Insomma, per quanto concerne il Mantova e soprattutto la Came con questa vittoria salirebbe a quota 31 punti in classifica e si toglierebbe da una situazione insomma la vede lì vicino alla zona arancione, ovvero quella dei play-out, tenendo conto che domani l'Active Network e Pirossigeno Cosenza si contendono 3 punti pesantissimi, così come invece la Fortitudo Pomezia ospiterà invece la Meta Catania. Giù a bordo campo da Luca Pellegrini con Murillo Schiocchet. L'avete messa subito in discesa con un tuo gol, avete giocato un primo tempo pazzesco, siete andati avanti 4-0, però la Fel di Eboli ha dimostrato che non molla mai. Cosa non dovete fare nel secondo tempo? Che errore non dovete commettere? Non dobbiamo abbassare l'intensità, credo che abbiamo cominciato molto bene l'intensità, quello che il mister ci ha chiesto, però anche in Coppa Italia era 4-1 per loro e noi abbiamo rivalutato abbiamo fatto il 4-4, quindi anche loro possono fare adesso, quindi siamo attenti, facciamo meno errori possibili e continuiamo con questa intensità alta. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a Luca Pellegrini e a Murillo Schiocchet, mentre il nostro Giovanni Borrelli ci fa vedere il gol dell'1-0 che ha sbloccato questa partita. Sarà la L84 a muovere il primo pallone del secondo tempo. Bella memoria Murillo Schiocchet, che ha ricordato il 4-1 della Coppa Italia, dove effettivamente fu poi la L84 a risalire la china della partita fino al 4 pari. E poi i tiri di rigore proprio con l'errore decisivo di Murillo Schiocchet, parata di Carlos Dalcin. Si riparte con Kaique Rodriguez, spara lungo il pallone, ancora la palla che arriva verso la zona interna dove stava gravitando proprio Murillo Schiocchet. Qui Josico, prestato forte da Lavrendi, cambiato idea Antonelli all'ultimo con l'inserimento di Lavrendi nel quartetto iniziale. Schiocchet, Calderolli tiene in gioco il pallone, Lavrendi aveva provato la correzione di testa, sarà rimessa laterale in favore della L84, che ripartita ancora una volta con l'impostazione col 4-0. Beppe, ovviamente modulo, possiamo dirlo, fluido, no? Che ti consente comunque di modificare il posizionamento dei giocatori in campo. Sì, anche perché 2 dei 4 gol arrivati nel primo tempo della squadra di casa sono arrivati con l'assenza del pivot. Schiocchet con il destro, il pallone che taglia tutta l'area di rigore, non ci sono maglie nero-verdi però a raccogliere l'invito del numero 21. Felippigno può guardare
come battere questa laterale, va premiato la corsa di Lavrendi che però inciampa sul pallone e allora si cambia proprietaria della sfera, ovvero si passa dalla Feldi alla L84 che aveva letteralmente schermato il passaggio su Dalcin a Filippigno. Liberty, giocata a 2 ancora per Liberty che vuole cercare la conclusione mancina, si porta il pallone oltre la linea laterale, il Diablo. Filippigno lo sfida, ma Liberty non gli concede possibilità di correre. Ancora rimessa per la Feldi Eboli, Dalcin. Pallone che non passa. Qua come la situazione in cui Dalcin prima è stato obbligato a volare all'indietro al limite della propria area di rigore. L'L84 lo attende alti, vicino alla linea. Gran tiro di Ghia. Intanto Ghia ha cercato la botta al volo, ma la posizione è molto importante. È vero che lui ci ha fatto capire che può far gol da qualsiasi posto all'interno del 40/20. Fortini, Rescia vuole far correre Giuliano Fortini che va fino in fondo, prova a scavare il pallone. Bravo Carlos Dalcin in uscita bassa a leggere le intenzioni del compagno in nazionale. Bravo Dalcin nella chiusura, parata di figura a chiudere lo specchio della porta. Bravo Fortini nell'attacco dalla profondità, ma soprattutto nella lettura, nel trovare quello spazio. Maxi Rescia chiaramente dargliela coi contagiri. Tanto sono azioni simili, è arrivato il gol del 4-4 proprio in semifinale di Coppa Italia ad opera di Giuliano Fortini, poi vinse anche il premio di King of the Match della semifinale. Prova la Feldi un'azione quasi a testuggine a sfondare la fase difensiva della L84, qui però arriva un fischio da parte degli arbitri. No, penso per lo spazzolone. Per lo spazzolone, sì. Allora, Fortini al termine di quella partita della semifinale, proprio nell'intervista per il miglior giocatore della partita, molto amareggiato, ci disse: noi abbiamo dimostrato di poter essere una squadra forte, ma dobbiamo esserlo con costanza e con continuità. Il concetto era quello. E diciamo che dopo la Coppa Italia la vittoria di Cosenza forse ha ridato un po' di certezze alla L84 e quest'oggi, almeno nel primo tempo, ho rivisto un po' quell'L84 di inizio stagione per ritmo e capacità di andare a colpire. Ovviamente dall'altro lato c'è una Feldi Eboli che è ferita dalla finale di Coppa Italia persa contro la Meta Catania e che sicuramente vuole rimanere attaccata alla partita. Certo, il parziale del primo tempo non ha facilitato il compito ai ragazzi di Figo Antonelli. Filippigno, lo aspetta Ezzi, anzi Fortini. Si torna da Filippigno, ancora il 22 a ricevere il pallone da Lavrendi. Ghi difende, poi Rescia era saltato subito in prima linea per impedire il passaggio a Lavrendi, che poi aiuta la sua linea di corsa anche con l'ausilio del parquet, mettendo una mano per terra e tenendo vivo il possesso. Ancora la Feldi che prova ad andare fino in fondo, non c'è però precisione in questa iniziativa individuale da parte di Ghi, che era partito da tanto lontano, Beppe. Tanto lontano, isolato correttamente, ma l'azione difensiva di Fortini all'interno dell'area era particolare, era proprio, non dava più di vista dove era la palla, ma era completamente orientato e appiccicato all'uomo all'interno negli ultimi 6 metri, cosa che non è successo nell'occasione del gol di Seluso. Prova a correre Ezzi, intanto Ghi va al cambio dentro Echavarria. Caiche alza il pallone con Dalcin che esce, poi va giù Murillo, anzi Ezzi è rimasto colpito, numero 27 della L84, con Carlos Dalcin che era uscito per andare a prendere questo pallone. Sullo slancio finisce addosso al laterale della L84 che è rimasto a terra, però ha già riguadagnato la posizione verticale
Mateus gioca con Echevarria, poi riallarga il gioco, prova a distendersi la Feldieboli grazie al coinvolgimento di Dalcin, ma non c'è una conclusione dell'azione in maniera di andare al tiro, e allora sarà rimessa laterale in favore della L84. Caicche, Cuzzo, Raguso, gestione del pallone da parte della L84 che non affretta la giocata. Fortini circunnaviga tutti, poi va nella sua zona preferita, cerca il diagonale mancino. Tiago Lemos è rimasto francobollato a lui, gli mette il pallone in fallo laterale. Sta interpretando bene questo inizio di ripresa l'L84, perché ha mantenuto un'intensità incredibile nella fase difensiva, nella metacampo avversaria della squadra ospite, ma ha abbassato il baricentro nella fase di possesso, facendo alzare la difesa avversaria, allineandola, creando delle linee per attaccare la profondità, un po' quello che è successo nel primo gol. Stanno per andare i primi 4 minuti del secondo tempo, con la Feldieboli chiamata a risalire comunque una corrente molto importante, una salita impervia, per ora con un'alta percentuale di pendenza. Questo 4-1 che l'84 ha imposto alla fine del primo tempo. Quindi non c'è stata una buona connessione tra Cuzzolino e Osico, che comunque approva la giocata di Leandro Cuzzolino. Per lui gol e assist per ora in questa partita. Selusio, è lui che ha riacceso la fiamma della speranza in casa Feldi. Mateus ha dato il gioco per Echevarria in angolo, provano a attaccare la porta di Caicche Rodriguez. Echevarria in 1 contro 1 non passa, però il fischio da parte di Paverani sarà punizione per la Feldi. Zona molto importante per costruire adesso un'occasione nitida. Le occasioni come il gol, ma soprattutto in questo secondo tempo la Feldieboli sta cercando di crearle, soprattutto sfruttando l'utilizzo delle proprie individualità. Vediamo come decide di articolare questo calcio di punizione della Feldieboli. Giocata in angolo che non passa, sarà calcio d'angolo. Sì, perché la parata Caicche, esatto, sì. Ben appostato, non troppo più alto dell'ultima linea di barriera, in maniera tale che ci fosse recuperabilità della posizione. Altro tiro da fuori, senza però trovare lo spiraglio giusto, le coordinate giuste. Feldi un po' più viva dal punto di vista della produzione offensiva all'inizio di questo secondo tempo. Torna in campo Giulio De Oliveira, che cerca di agire alle spalle di Selusio. Caicche Rodriguez ha scelto un'opzione diversa per rimettere in gioco il pallone. Smash importante dal punto di vista di chili e centimetri tra De Oliveira e Selusio. L'84 che però vuole giocare il pallone. La Feldi cerca ancora, come dicevi tu Beppe, di trovare spazio negli isolamenti nell'1 contro 1. Viene chiamato però adesso fallo contro la Feldi, sarà calcio di punizione. Sì, perché veramente l'assenza del pivot in situazioni di difficoltà, quando la pressione è forte dall'avversario, è un grosso deficit per avvicinarsi in una certa maniera alla porta avversaria, per tenere la palla più vicino possibile all'area avversaria, ma soprattutto far correre all'indietro la difesa verde-nero. De Oliveira sterza, Giulio De Oliveira per poco non trova la conclusione giusta verso i pali di Carlos Dalcin. Ha fatto
una delle sue giocate tipiche. Dalcin, la smanacciata. Scuola di pivot. Cuzzolino forte, Dalcin con le mani a togliere il pallone dallo specchio della propria porta. Si è rimessa lì l'84 dopo aver dato la prima fase di sfogo alla Feldieboli. 14:42 ancora da giocare, è una vita ovviamente. De Oliveira orienta la giocata dall'altra parte con il pallone che non arriva a Cuzzolino in maniera pulita per poterlo mettere alle spalle di Carlos Dalcin. Articolata nuovamente bene l'azione dall'84. È sempre fluida, i giocatori sono sempre in movimenti, continuano la corsa, riescono a entrare nell'area avversaria con facilità, ma di nuovo, come abbiamo visto nei 4 gol fatti dalla squadra di casa, la difesa della Feldieboli è un attimino da registrare nella marcatura individuale. Con Carlos Dalcin che ha tenuto ancora una volta in piedi la Feldi, e qui per poco non c'è la foto come a biliardino. Ha rischiato tanto qui Si ha preso il palo. la Feldieboli con il palo. Sarebbe stato un bruttissimo colpo per la dinamica, qui però sbaglia Felipigno. Allora prova a riattivarsi nell'84 con Josico che invita al destro da fuori di Giulio De Oliveira che non trova i pali di Carlos Dalcin. Un po' troppi errori in casa Feldi. Tanti errori, anche perché fanno veramente fatica a uscire dalla loro metacampo in maniera fluida, creare superiorità se non nella metacampo avversaria con l'utilizzo degli 1 contro 1 è veramente difficile. Qui Kaique Rodriguez su Lavrendi, ha rischiato l'all-in il portiere dell'84, è passato a riscuotere. Rientra Ghi. Bisogna capire come vuole impostare adesso la Feldi, se magari cercare di saltare completamente il blocco dell'L84 e appoggiarsi a Ghi in questa fase, o se invece cercherà gli 1 contro 1 come sta facendo adesso Felipigno che ondeggia, ma Osico rimane lì con lui. Scippato il pallone, mi sembrava in maniera legale da parte di Ghi, invece chiamato fallo ai danni della Feldi, dato giù Mattia Raguso. Secondo fallo della formazione ebolitana. Anche questa situazione, sì, no. Felipigno voleva andare a creare una situazione sull'1 contro 1, ok, non c'ha la possibilità. Tanto Giulio De Oliveira si è presentato davanti ad Dalcin ancora una volta. Altra occasione importante per l'L84. Sì, perché le palle perse iniziano a diventare tante. Stavo proprio descrivendo il fatto che ok gli 1 contro 1, ma tutti gli altri giocatori dell'L84 sono appiccicati agli altri effettivi della squadra ospite, quindi anche sull'anticipo sono sempre un attimino in vantaggio. Osico vuole far andare De Oliveira in angolo, raddoppiato, De Oliveira scava il pallone ma non riesce a dargli l'effetto giusto per tenerlo dentro l'area di rigore e il campo. Allora rimessa laterale battuta rapidamente da Calderolli, sale Carlos Dalcin. Calderolli, trovato Ghi tra le linee, adesso va Felipigno a fare il riferimento. Calderolli con l'alleggerita a sinistra, sviluppata bene fino a 3/4 il tema da parte della Feldieboli. Poi quando c'è da arrivare lì a trovare lo spazio per il tiro non viene trovato, e allora andiamo da Luca Pellegrini a bordo campo. Diego Rios non vuole dare punti di riferimento alla Feldieboli neanche in fase difensiva, continua a chiedere un'alternanza di 3-1 e 2-2, a volte li seguono a uomo, a volte li aspettano tutti bassi. Lavrendi prova a passare adesso la Feldi affidando il pallone a Felipigno. Continua anche con le rotazioni la L84 per tenere alto il ritmo anche dell'intensità difensiva. Si ripartirà con il possesso per l'L84. Sai una cosa, Pietro, sia quando si alza Dalcin ed è obbligato a scaricare velocemente palla, sia quando si cerca di tessere una manovra, la Feldieboli, soprattutto i laterali, si trovano sempre in condizioni di controllare la palla col corpo orientato verso la propria porta, e questo gli consente sempre di tornare indietro, di far alzare ulteriormente la pressione dell'L84,
favorire quindi la difesa della squadra di casa e concedere tante palle perse e tante situazioni di transizione e ripartenza che abbiamo visto in questo secondo tempo dalla parte dell'84, che sta interpretando benissimo la partita. E intanto viene chiamato fallo a Lugero Lopez, 12:09. Forse l'esperienza del Pivo in questa maniera è stata punita dagli arbitri, secondo me è un po' eccessivo, forse il fallo di reazione con la sbracciata di Lugero in questa circostanza. Sale ancora Dalcin nella metà campo dell'L84, offrire un'opzione di passaggio, la conclusione cercata da Calderolli, che però ancora una volta non ha quell'efficacia sperata in Casafeldi, con Antonelli che sta cercando di rimescolare un pochino le carte per trovare un spiraglio all'interno del fortino dell'L84. Felippino lo aspetta Josico, sfida ad alta velocità, accompagnato uscito dal campo Felippino da Josico, che si prende la rimessa laterale, e allora ha cercato Lugero Lopez, che ha provato un aggancio complicato. Calderolli, uno sguardo là davanti con il pallone che finisce fuori ancora una volta, con Dalcin che, giocando tante volte alto, rischia parecchio di scoprire lo specchio. Stavolta gli è andata bene. Rischia, e agganciandomi al discorso di prima, la postura dei propri compagni non gli permette di controllare nella maniera efficace la palla, anzi li mette in una condizione di vulnerabilità sull'anticipo. Abbiamo visto prima le occasioni di Raguso, ora Maxi Rescia forti sull'anticipo, nel timing dell'azione difensiva. Siamo al terzo fallo. Si lamentano vicendevolmente Liberti e Felippino per l'entrata poco fa di Liberti proprio sul 22. Tornato in campo Echavarria, in zona predestinazione c'è Matteus. Dalcin va a redarguire Felippino, chiedendogli di stare probabilmente calmo e dettandogli anche magari una giocata. Felippino, ancora il 22, Selusio si riappoggia al suo capitano, che sale fino alla metà campo dell'L84. Provano ancora a connettersi con Felippino, giocata in angolo e Chavarria 1 contro 1, vediamo se si libera il 15. Piroetta su se stesso, ancora palla inchiodata sotto la suola del laterale di Antonelli. Che occasione per la Feldi qua. Che salvataggio Maxi Rescia, questo vale letteralmente un gol, perché a portiere battuta la palla sta entrando col corpo orientato verso la propria palla, va in scivolata e con la punta del piede la butta fuori. Sì, probabilmente baciava il palo. Oddio, sì, però Selusio ha fatto una grande giocata. Incredibile, però l'azione di Maxi Rescia in questo caso vale letteralmente il gol. Salvataggio dunque importante da parte di Maxi Rescia, che evita probabilmente il gol del 4-2 e la potenziale doppietta di Selusio. Qui sbaglia l'esecuzione del calcio d'angolo. La Feldieboli aveva letto tutto con anticipo. Maxi Rescia ai danni di un Felippino apparso un po' frastornato dal punto di vista fisico, in debito d'ossigeno. Allora torna in campo Matteus. Dalcin allarga il gioco, occhio qui l'ennesimo intercetto, poi finito giù Liberti, colpo duro nel contrasto con Lavrendi, non poteva, diciamo, dematerializzare il proprio braccio destro. Si spiegano Lavrendi e Liberti, che non ha presa benissimo comunque forse l'atteggiamento di Lavrendi. Diciamo che di solito Liberti non è proprio un guerrafondaio, quindi se si arrabbia è perché comunque sente che c'è qualcosa che non è andata. Momento delicatissimo della partita. Dalcin sale per l'ennesima volta il capitano della Feldi, allarga il gioco su Echavarria, si mette in ritmo Echavarria.
qui la Feldi ininterrotta nella propria trama offensiva e Fortini può andare a mettere in gioco il pallone con questa rimessa laterale. Pallone giocato tra le linee, prova ad accelerare Liberti. Selusio, che lo conosce molto bene, gli chiude la linea di corsa, poi Dalcin cerca di attivare Mateus, non c'è precisione nel piede mancino del portiere della Feldi Eboli. Si ritorna con la palla da fermo all'altezza della panchina di Diego Rios. Comunque sai Pietro, una cosa che avrebbe aiutato molto la Feldi sarebbe stato proprio trovare maggior sviluppo con Dalcin dal momento che si alza e mette in avvio l'azione, ma è stata preparata molto bene in questa circostanza da Diego Rios, perché l'abbiamo menzionato tante volte, lo aggrediscono non appena arriva all'altezza dei 20 metri, obbligandolo a scaricare con velocità la palla nel momento in cui passa l'obbligo dei secondi per scaricare la palla al momento in cui ha tocchi limitati. Mateus si fa trovare pronto, Kaique Rodriguez, allora vediamo come muove il pallone nell'84 con Puzzolino che ha scelto di andare sulla banda opposta da Murilo Schiocchet. Raguso accarezza il pallone, poi lo affida a Osico che cerca ancora una volta la giocata veloce verso Murilo. Qui uscita un po' ad alto tasso di rischio da parte della Feldi. Mateus è riuscito ad andare dai Ciavarria che a sua volta ha tenuto botta. Contatto legale tra Felippigno e Murilo Schiocchet, perché bagnato, fa caldo all'interno del pala maggiore di Leini. Infatti subito dentro lo spazzolone inquadrato Figo Antonelli che va al colloquio anche con il proprio staff tecnico. Chissà, Beppe, l'hai nominato tu prima, se anticiperà un po' la mossa del portiere di movimento, se invece cercherà di arrivare al gol del 4-2 per arrivare un po' più sotto col cronometro e mettere la situazione di superiorità numerica, che intanto viene sviluppata con Dalcin a fare un po' da esca e Ciavarria non passa. Dalcin raccoglie il rimbalzo e si mette lui nella posizione per impostare Selusio, cerca la girata, eccolo qua il gol del 4-2 segnato Thiago Lemos, che ha fatto un gol molto bello dal punto di vista della cifra stilistica della Feldi Eboli. 8,34 meno 2. Lo dicevi poco fa, portiere in movimento sì, portiere in movimento no, ma magari aspettiamo il 4-2. Azione ben orchestrata, Dalcin che si alza, situazione di portiere in movimento, in realtà si è ricreata la situazione del portiere del power play in questa circostanza, creazione della superiorità, gol. 4-2, partita completamente riaperta e sicuramente un'iniezione di fiducia per la squadra ospite. Con Thiago Lemos che trova il gol del 4-2 e rianima la Feldi Eboli. E sai che, se non ho visto male, è il primo gol in campionato per Thiago Lemos. Dunque un gol importante qui, contatto falloso proprio di Thiago Lemos che vuole scappare dal cartellino giallo di Giulio Colombin, che invece è implacabile e dunque ammonito il numero 20 della Feldi Eboli. Sì, per un attimo Ghi ha trovato l'occasione di rilanciarsi in porta, il fischio degli arbitri è arrivato un attimo in ritardo, cartellino giallo giustissimo. Credo che abbiano voluto vedere se si poteva sviluppare con un vantaggio l'azione da parte dell'L84, e poi Colombin ha interrotto il gioco per fischiare il fallo a favore della L84. Torniamo giù a bordo campo da Luca Pellegrini. Poco prima del gol Antonelli aveva usato la lavagnetta verso i giocatori che erano in panchina, predicando calma e ampiezza, dicendo giochiamo palla sul laterale poi forte sul secondo palo. È esattamente il modo in cui è arrivata la rete nella Feldi Eboli. Lui si è girato verso i propri giocatori e ha detto: avete visto? Ne sa una più del diavolo Figo Antonelli, allenatore di grandissimo spessore. Cuzzolino, lasciano lui e Giulio De Oliveira, la punizione a Osico. Dalcin a metterla in angolo. Che botta di Osico comunque.
Sì, perché lo schema non consentiva di liberare nessuno al tiro. Tiro forte, secco, deciso, bravo Dalcena a fare quei 2 passi in più che gli permette di chiudere lo specchio della porta in una maniera ancora più completa. Osico decide di affidare lo sviluppo del calcio d'angolo in maniera ampia a Kaique Rodriguez. Cuzzolino e Liberti a caricare il lato destro, poi va al cambio proprio Liberti per dare spazio a Maxi Rescia. Si ridisegna così la L84 con il proprio quartetto di movimento. De Oliveira scippato da Selusio, l'ultimo tocco è di Osico e allora rimessa laterale in favore della Fel di Eboli. Pronti con il gettone, benvenuti sulla giostra del portiere di movimento, lo fa Felipigno e dunque inizia una nuova fase di partita molto importante con la Fel di Eboli che attiva la massima pressione sulla L84. Felipigno, pallone che non è uscito secondo gli arbitri, attenzione però la porta è vuota, il colpo di esterno destro viene però intercettato da Echavarria, anzi da Selusio che ha ricevuto il pallone. Calderolli, forzata di Felipigno, occhio che il pallone finisce dentro per il gol del 5-2, ha segnato ancora Leandro Cuzzolino. Killer decisivo, velocissimo nell'azione di interdizione per recuperare questa palla, intercettarla per trasformare da 1-2-1 a 2-2, anticipo e poi con quel piede vedi la porta ovunque, la cerchi, non la guardi ma la trovi. Cuzzolino. E dunque Leandro Cuzzolino che questa sera con questo gol arriva a quota 13 in campionato, ancora a rosicchiare distanza nella classifica marcatori interna su Osico. Tiene ovviamente il portiere di movimento la Fel di Eboli che adesso deve rimettersi lì con pazienza come predicava Antonelli per cercare di ritornare a -2. Calderolli, giocata un po' complicata, Ghi riesce a far passare il pallone, pressione ancora una volta ferocissima da parte della L84 che non vuole fare avanzare proprio la prima linea del portiere di movimento della Feldi, infatti guarda come stanno alti E ha cambiato l'impostazione difensiva partendo con un 2-2 che gli permette di essere molto più aggressivo, recuperare palla in prima linea. Ancora il pallone che finisce dentro, 6-2 della L84 che torna sul +4 e dà nuovamente una spallatona alla Fel di Eboli. Liberti. Uso 2 parole per questa partita fino a questo momento: intensità, variabilità. Intensità ce l'ha ripetuta anche prima Murillo a cavallo tra primo e secondo tempo, era quella la chiave che voleva l'allenatore, si è visto anche nella fase di difesa del portiere in movimento. Variabilità nel possesso come nella fase difensiva, si passa da 1-2-1, anticipo di Cuzzolino, gol a porta vuota, pressione sulla prima linea con un 2-2, intensità elevatissima sul piano difensivo oggi della squadra verde-nero. E allora L84 che scappa nuovamente sul +4. Fel di Eboli che continua però con il portiere di movimento, perché adesso la sensazione è che, non ti dico persa per persa, ma può mettere un po' più sotto pressione la fase difensiva della squadra di Torino. Felipigno, Calderolli, Felipigno, si fa vedere Matteus come opzione di passaggio, i fischi per Cina Calderolli da parte del pubblico del Pala Maggiore. Felipigno fermato dalla forbice legale di Maxi Rescia. Sì, qua il rischio è ancora di tornare sul piano mentale, nel momento migliore della Fel di Eboli, nel momento migliore che anche sul piano del risultato la provi con la soluzione del portiere movimento e ne subisci subito 2, la subisci a livello mentale. Ancora possesso per la Fel di Eboli che però rinuncia al portiere di movimento. Palla L84, sì, perché è rientrato dal CIN. Giostra ricambi, va a rifiatare il quintetto che fino a questo momento difendeva. Attenzione con la L84 fermato
qui il tentativo da parte di Giulio De Oliveira, da Carlos Dalcin, sarà calcio d'angolo. Altra parata importante del capitano della Feldi, si era liberato con il corpo di Oliveira che poi pisa, poi vuole scavare il pallone e Dalcin di posizione. Bravo lui, sì, però... bravo lui, spostamento laterale senza andare giù, senza anticipare col piede, sì. Rischiano anche un calcio di rigore. È stato molto bravo, come era stato molto bravo Giulio De Oliveira a usare il braccio in maniera ai limiti della legalità. Secondo me bravi gli arbitri in questa circostanza anche a lasciar correre. 6 minuti e 2 secondi al termine della partita, c'è lavoro extra per lo Spazzolone. Tanto andiamo a fare un giro anche su quello che succede sugli altri campi con la Camera Treviso che vince 4-2 con il Mantova. La Roma è sopra ma 2-1 in casa della Global Work Capurso, mentre lo Sporting Sala Consilina, che era stata ripresa sull'1-1 della Sandra Abate, vince 4-1. Io vi ricordo che la Serie A torna in campo martedì con il turno infrasettimanale con Meta Catania, Camera Treviso, Roma e così di Genzano, Feldi Eboli Active, Napoli Pomezia, Pirossigeno Cosenza, Sala Consilina, Sandra Abate Capurso e Savia Testa Mantova contro la L84. Su Sky vi proporremo Pirossigeno Cosenza Sporting Sala Consilina, mentre tra una settimana torneremo qui al Pala Maggiore di Leni per l'altro big match di fine campionato, ovvero L84 Torino contro Covei Meta Catania Brico City, che potrebbe magari segnare il primo posto, anche se poi l'L84 avrà ancora la trasferta del Pala Vesuvio contro il Napoli di Ciccio Angelini, che a sua volta è a caccia di ulteriori punti per cementificare la posizione in zona playoff e chissà magari aggredire la posizione attualmente occupata dalla Feldi Eboli, se fosse questo il risultato finale. De Oliveira mette giù il pallone, lo accarezza tante volte con la suola, poi addirittura in 3 Murillo, arrivato di gran carriera, poi il pallone che arriva lì, batti e ribatti Giulio De Oliveira, 7-2. La fortuna te la devi anche cercare. Qua sicuramente parliamo di rimpalli, gol fortunosi, ma te la devi cercare, quella costante, incessante pressione di non mancare mai di mettere il piede, di mettere in difficoltà Dalcin, la costruzione del gioco della Feldi Eboli. Fortuna sì, ma ripeto, te la devi cercare. Bravi. Time out in casa Feldi Eboli, ci andiamo a sentire Figo Antonelli. Senza perdere la testa, bene. Io sono molto responsabile di questo risultato, lo dico così. Allora, rimaniamo con Carlos, va bene? Cambia se con Ciurro. Carlos, quando ci sei te vanno a rombo loro, quindi inizia a portare. Se vieni un po' da questa parte, vai a quadrato quello che hai fatto prima, o questo o trova questa palla. Quello che dobbiamo cercare di fare, questo è successo sul gol. Il primo, eravamo troppo lontani. Questi passaggi è quello che noi dobbiamo cercare di essere più vicini, per cercare di finalizzare. Va bene? Quindi mettiamo Carlos, Cina, Ciurro, Mate e Felix. Dai. Non abbiamo visto la giocata che il mister vuole ha dettato ai suoi, ma la frase che ha inciso di più di questo tema è: mi prendo io la responsabilità di questo risultato fino a questo momento. E magari se avremo l'opportunità di chiederglielo dopo. Vediamo un po' come finisce intanto la partita con la Feldi che comunque rinuncia in questo momento a mettere il portiere di movimento, però secondo me non rinuncia a svilupparlo, perché ha detto restiamo con Carlos. Quello secondo me è uno dei passaggi, ovviamente oltre a quello che hai sottolineato tu. Intanto Felippigno viene scippato da Fortini, ragato il gioco, 8-2, ancora Liberti e notte fonda su Eboli, tripudio L84. È stata una partita seminare e ora stanno raccogliendo i frutti, oltre che li hai raccolti quasi immediatamente. Qua ora tanto sulle gambe, tanto nella testa, la Feldi Eboli ha mollato, tant'è che il mister ha chiamato il time out proprio per incidere sotto quel punto di vista. Non perdiamo la testa ora, perché è chiaro che il risultato è
Va bene, conosciamo questo sport, ma possiamo dire diventa veramente difficile pensare possa essere recuperato, quindi adesso bisogna uscirne in una certa maniera sul piano del gioco, sul piano della mentalità. Gol numero 8 per Francesco Liberti in regular season. Prestazione assolutamente impeccabile della L84 Torino. Feldieboli forse punita oltremaniera, perché a quasi ogni sbavatura è stata castigata la squadra di Figo Antonelli. Sicuramente le assenze pesano, però il passivo incomincia a essere, come dicevi giustamente tu, molto importante. Uno scontro diretto interessante. Attenzione ancora qui la L84 con Maxi Rescia che la gioca corta. Cosa ha preso? Cosa ha preso dal Cin qui? Troppo leziosi. Poi sì, Liberti ha qualcosa da dire. Sufficienza qua, mi sento di dire, da ambo le parti. Sufficienza nel voler concludere in questa maniera la partita a Feldieboli. Però dico una cosa, questa è la parata di serata, perché quando ti arrivano in 3 contro 0 e tu fai una parata del genere, questa è la parata di serata. Parliamo di un gran portiere, sì, con un'enorme esperienza, e porta la fascia il capitano. No, ma soprattutto sul braccio, è l'ultimo che deve dare soprattutto il segnale di mollare. Con 8 gol comunque che la tua squadra ha preso, questa è una parata di assoluto carattere, di assoluto carisma, tecnica e importanza psicologica per Carlos Dalcin. Poi non so tu, ma io da lì pretendo che la mia squadra finalizzi. Sì, certo. Però sottolineiamo il fatto che Dalcin, da buon capitano, esegue fino all'ultimo momento il migliore che può concedere. Allontanato il pallone dalla Feldi con Kaique Rodriguez che può tranquillamente portarlo tra le proprie mani. Luca Pellegrini a bordo campo. Sono ormai tanti gol e di conseguenza anche le esultanze, ma quello per cui si è fatta sentire di più la panchina della L84 è quello di Giulio De Oliveira. Lo aspettavano tutti, ne aveva sbagliati tanti dalla panchina, continuavano a dirgli dai Giulio che arriva, e poi quando ha segnato sono andati tutti da lui. Sì, il periodo, diciamo, l'adattamento all'L84 dopo il suo trasferimento dalle così di Genzano comunque è stato un po' difficile. Salito a quota 4 gol Giulio De Oliveira. Peppe, mancano 3 minuti, però io insomma direi di aprire il tuo taccuino per quanto riguarda l'MVP di serata. Io un dubbio ce l'ho, però vediamo se è lo stesso. Ma per me è la 17 nero-verde. È difficile in realtà trovare anche solo un giocatore dell'L84 oggi che non ha dato il meglio del proprio potenziale, perché in realtà ci si aspetta, si dà il premio al migliore in campo magari a chi dà di più di quello che ci si aspetta, no? Da Cuzzolino ci si aspetta in queste partite, sicuramente non ci ha deluso. Io penso che nessuno oggi abbia dato meno del proprio massimo potenziale dell'L84. Se no risultati così non arrivano, decisivi in un momento decisivo della stagione. Avanza la Feldi con il tentativo da parte di Ghi, che non trova però la connessione con lo specchio perché ci ha messo le mani Kaique Rodriguez. Sarà rimessa laterale in favore della Feldieboli. Selusio a battere, Dalcin gioca la palla sulla banda di sinistra, poi cercano nuovamente il lato lato con Selusio. Ricevuto il pallone Dalcin, rimane lui in cabina di regia. Riaggressione ancora ferocissima da parte dei giocatori della squadra di Torino. Incredibile in questa circostanza anche il salto che ha compiuto Murillo su Dalcin per ricreare sostanzialmente la parità numerica nell'azione difensiva, e è stata una costante di questa partita la fase difensiva dell'L84, direi quasi perfetto, se non chiaramente per i 2 gol. Chiamato fallo. Guarda, ti svelo questa cosa: in casa dell'84
in certi casi c'è una parola che viene pronunciata che è ponno, che ha tanti, se non sai quelle parole inventate che hanno tanti significati, però prima crociato Lorenzo Bonaria, padrone dell'84, era lì che continuava a ripeterla. Ha detto che un po' di scaramanzia anche a Torino è arrivata. Con la partita che ormai scorre via verso la fine, gli ultimi 2 minuti, con la Feldi che risale, ancora la Vrendi. Letto bene il passaggio di Dalcin, ma è stata altrettanto buona la lettura di Kaique Rodriguez a tagliare la linea di corsa a Lavrendi. Lugero Lopez, rientrato dopo aver fatto un pit stop in panchina, cerca di rimettere ulteriormente minuti nelle gambe il pivot portoghese che 2 settimane fa contro la Pirossigeno Cosenza ha vinto anche il premio di MVP. Non può arrivare su questo pallone Ezzi, ha cercato un pallonetto di esterno Raguso per far correre Lorenzo Ezzi. Lavrendi dato da Calderolli, ancora Lavrendi, Calderolli, lo aspetta Ezzi, muove il pallone la Feldi, coinvolto nuovamente Cina Calderolli che richiedeva che il possesso transitasse da lui. L'84 che non accenna minimamente a mollare la prima linea di pressione. Qui passa il pallone con Ghi che lo difende, prova ad andare con il destro. Kaique Rodriguez risponde presente. Bravo, anche perché non utilizzato sostanzialmente in tutti gli ultimi minuti, perché sostanzialmente la Feldi Eboli, dopo che ha fatto il gol del 4-2, non ha più calciato in porta, quindi farsi trovare pronto nell'ultimo minuto con questi 2 interventi è tanta roba. Sotto questo punto di vista mi ricollego al fatto che la Feldi Eboli è caduta proprio nel proprio momento migliore di partita, nel momento in cui mister Antonelli ha deciso di schierare il portiere in movimento. Contatto involontario di Lugero Lopez con Calderolli. 3-2-1. MVP? Un nome? Guzzolini. Sì. Quindi Leandro Guzzolino lo avremo poi con Luca Pellegrini. Se mi permetti, Pietro, è chiaro che in un momento così tieni conto di quanto sei decisivo all'interno della partita in termini di assist, gol, che sono quelli che danno un numero al risultato chiaramente. Mi piace sottolineare in questo tipo di partite anche chi lavora un po' più all'oscuro, che magari ha un'utilità e una caratteristica meno orientata alla finalizzazione, e vorrei fare il nome di Raguso, che per me oggi ha fatto una partita di sostanza, qualità difensiva, ma anche nella fase di possesso impressionante, però come tutti i suoi compagni, quindi chiaramente è giusto darlo a Guzzolino il premio di MVP di questa partita per quanto è stato decisivo sia nel primo tempo ma anche nell'intelligenza di gestire le situazioni nel secondo. Finite le partite della sera, la Camea ha vinto 4-3 con il Mantova, la Roma ha vinto 2-1 contro la Global Work Capurso, così come lo Sporting Sala Consiglia ha battuto 4-2 la Sandro Abate, quindi rimane soltanto questo risultato finale da iscrivere per chiudere le gare del venerdì. Qui ha provato con l'azione perimetrale la L84 a cercare anche il nono gol. Ghi si mette in progressione solitaria, Murilo Schiocchet sacrifica la propria coscia destra in fase difensiva. Ricordo che le Così di Genzano ha battuto mercoledì 4-2 la CDM. Domani le ultime 2 gare che chiuderanno il quadro della giornata numero 26, ovvero Fortitudo Pomezia, Meta Catania e Active Network Pirossigeno Cosenza. Si ferma la L84, arriva adesso il suono della sirena. A posto così al Pala Maggiore di Leini, una prova di forza importante, un messaggio al campionato di quelli che si fanno sentire. La L84 aggancia
la Meta Catania per una notte e ritorna per 24 ore in vetta alla regular season. Una partita quasi mai in discussione in realtà, perché messa sui binari giusti con il passivo l'attivo di 4 gol di vantaggio sulla squadra ospite, ha incanalato la partita dove voleva, ma in realtà è il frutto di una costanza sicuramente preparata, metodica della squadra di casa, sia nella fase di possesso ma soprattutto nella fase difensiva, che ha scoraggiato ogni tipo di trama della Fel di Eboli di tessere gioco, sia con l'utilizzo di Dalcin sia palla manovrata. E veramente ho ripetuto tante volte il termine variabilità, ho visto tante soluzioni sia difensive che offensive, quindi il risultato è il frutto veramente di un grandissimo lavoro di preparazione e soprattutto di esecuzione. Casafeldi, l'abbiamo ricordato tante volte nell'arco della partita, 3 assenze pesantissime, Venanzio, Braga e Caponigro questa sera hanno presentato il conto. Sì, ma le scusanti ci sono, è una squadra che vive un periodo difficile perché dopo la sconfitta della finale in Coppa Italia con la Meta ha perso in casa, ha perso questa, quindi siamo a 3 sconfitte consecutive, quindi è un momento di appannamento, ma ci stiamo avvicinando ai playoff. Una squadra di estrema qualità, di estrema esperienza, con giocatori che hanno vinto scudetti, quindi ci avviciniamo nel momento caldo della stagione, i playoff per lo scudetto, e la Fel di Eboli risponderà sicuramente presente. Sì, la seconda sconfitta consecutiva dopo quella del Paladirseu contro la Came Treviso. Ah sì, ovviamente, cioè, dicevo in campionato, ma siamo pronti per andare a bordo campo tra poco con Luca Pellegrini, perché vedo già inquadrato Leandro Cozzolino. Luca, 3 vittorie consecutive, 4 nelle ultime 5 partite. Dopo la Supercoppa avevate detto: sappiamo di essere una squadra forte, dobbiamo avere continuità. Stasera l'avete avuta. Sì, sappiamo che è iniziato un campionato a parte dopo la Coppa. Abbiamo fatto i complimenti a loro che sono una grande squadra. Sapevamo che oggi per noi era vitale, perché avevamo bisogno di 3 punti e ancora è lunga, dobbiamo continuare per questa strada. Cosa ti porti a casa oltre il risultato questa sera? Perché il parziale dice 4-1 il primo tempo, 4-1 il secondo. Murilo Schiocchetto ci aveva detto: non dobbiamo calare di intensità, e questo su cui dovete lavorare anche in vista dei playoff, non staccare mai la spina? Sì, la voglia di continuare. Sapevamo che, come ti ho detto prima, che era una partita molto difficile e con questo tipo di squadra non puoi abbassare l'intensità, quindi penso che questa è stata la chiave della partita. Grazie mille, in bocca al lupo. grazie a Luca Pellegrini e a Leandro Cuzzolino, MVP della partita. Noi vi salutiamo con queste immagini dal Pala Maggiore di Legni. Grazie a Beppe Dozio in postazione commento qui con me, grazie a Luca Pellegrini per il lavoro svolto a bordo campo, a Giovanni Borrelli in regia, a tutta la squadra tecnica. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti in diretta su Sky Sport. Martedì la sfida molto importante tra Pirossigeno Cosenza e Sporting Sala Consilina, mentre venerdì torneremo qui al Pala Maggiore di Legni per la super sfida tra la L84 Torino e la Covei Meta Catania Brico City, che mercoledì ha vinto la Coppa della Divisione. E poi ci ritroveremo invece sempre sui canali di Sky Sport, mentre sul canale YouTube della Divisione Calcio al 5 mostreremo anche le ultime 2 giornate. Ci ritroveremo su Sky invece per la fase dei playoff. Da Pietro Mazzara è veramente tutto, grazie per essere rimasti con noi e buon futsal a tutti.